Bene, allora ci siamo tutti. Benvenuti a tutti gli amici presenti, anche se sono alle mie spalle. Mi scuso, ma tecnicamente dobbiamo adottare questa soluzione e gli amici da remoto per questo evento importante. In questa sala spesso, presentiamo libri, ci sono eventi, mostre, conferenze, però diciamo che gli eventi che apprezziamo maggiormente sono quelli come quello odierno, in cui si parla di servizi bibliotecari. Sono molto contento di fare, questa presentazione quest'oggi. Peraltro, come alcuni colleghi sanno già, io da oggi, sono stato incaricato della direzione della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Quindi in questo momento, e speriamo per molto poco, diciamo, la Biblioteca Nazionale Marciana, che ancora in questo momento, diciamo, io vengo a rappresentare, ha un periodo di incertezza che speriamo sia il più breve possibile. Però, ecco, a maggior ragione mi piace proprio quest'oggi presentare questo importante lavoro, che, è un po', un culmine, di, una, attività che la Biblioteca Marciana ha iniziato anni fa, ehm, da ben, 7 anni, questo lavoro si deve a 2, validissime bibliotecarie della Marciana, la dottoressa Orsola Braides e la dottoressa Elisabetta Sciarra. Io penso che, sia un'iniziativa che ha una forte, innovatività, una grande, utilità, soprattutto perché riesce a intercettare i bisogni, ehm, di, indagine, studio, ricerca di una molteplicità di, attori. E poi è uno strumento, ad uso, delle biblioteche e non solo, appunto. Questo credo che sia, uno degli aspetti, più importanti. È un punto, diciamo che appunto l'archivio dei possessori è attivo dal 2014, ma quest'oggi noi stiamo a, celebrare in un certo senso un punto di volta, perché, per una felice coincidenza, di, necessità, ehm di tipo amministrativo. Ecco, per una volta tanto queste necessità si sono incrociate con quella che era una necessità, scientifica, ovverosia, conferire una piena autonomia a quello che nasce inizialmente come, appendice, servizio all'interno del sito, della Biblioteca Nazionale Marciana, ma che conteneva già in sé dalle sue origini, l'universalità che adesso acquisisce pienamente con, la presentazione del nuovo sito, che è completamente svincolato, come tutti voi sapete, da, quello istituzionale, della Marciana. Ehm, Non sta a me, ecco, qui ho toccato sommariamente alcuni dei punti che ritengo significativi, ma credo che possano emergere con maggiore, forza dagli interventi dei nostri ospiti, che, ci aggiorneranno, la, dottoressa Raphaëlle Morin, che è la direttrice della biblioteca di Warburg, professoressa di storia del libro e delle biblioteche del Centre Gabriel Naudet, che ci, illustrerà lo stato di sviluppo in Europa dei progetti sulle provenienze e le prospettiva degli studiosi. Mentre Sabrina Minuzzi, del, progetto MatMed in Transit, trasformazione della conoscenza, Healing Plants dell'Università di Ca' Foscari, la Brown University di Providence, ricercatrice con borsa Maria Curie,
che ci parlerà invece, andrà più nel dettaglio proprio del nostro database, dell'archivio dei possessori, verso un database nazionale, che è un pochino quello che stavo dicendo poc'anzi, e la cosa che da quest'oggi prende il via ufficialmente. Io darei la parola alla dottoressa Raphaëlle Maren per la sua relazione. Grazie di essere qui innanzitutto. Grazie, grazie mille per l'invito. Io sono molto onorata di essere non in persona ma con voi oggi per presentare questo bel progetto. Io ho previsto di mostrare lo sito web, l'archivio dei possessori, quindi si vede, sì. Allora, mi hanno domandato di presentare, parleranno poi quelli che conoscono veramente il progetto, quindi spero di non dire troppe cose false, ma non esitare a correggere dopo senza problema, sicuramente. Quindi questo archivio dei possessori, di che si tratta? Si tratta di una banca dati, come si dice, collettiva, alla quale partecipano biblioteche di 12 città, da Torino a Venezia a Roma, incluso le città aderenti al sistema bibliotecario trentino, quindi possiamo vedere qui una lunga lista di città, di tante biblioteche importantissime per chi come me lavora sulla storia dell'umanismo, la storia della Repubblica delle Lettere. Sappiamo che ci sono tante cose per noi in queste biblioteche e è molto importante di vederli tutte lì riunite in questo progetto. Sto mostrando, spero che si veda, siamo a Ravenna, alla Biblioteca Angelica Vallichelliana di Roma, quindi non c'è ancora la Nazionale di Roma, la Nazionale Universitaria di Torino e varie biblioteche di Venezia. Quindi questo è un progetto collettivo che è una cosa molto importante per me, ne parlerò dopo. Quindi si tratta di una banca dati che contiene schede e queste schede sono organizzate in varie parti, varie aree, quindi cerchiamo di aprire a caso, quasi a caso, una scheda che quindi io ho guardato la scheda di un'istituzione, l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés, dove si vede una descrizione rapida dell'istituzione e poi dopo si vede un link verso un libro che si trova in Biblioteca Marciana. Per saperne di più si va a vedere il catalogo online. Si apre direttamente il catalogo della Marciana, nel quale per adesso non c'è ancora il retrolink per andare sull'archivio possessori, spero che un giorno ci sarà. Alcune schede sono un po' diverse e uno può immaginare con gli anni, quando ci saranno più libri, come sarà facile, si vede subito, avere più di un libro sotto la descrizione dell'istituzione. Si vede anche benissimo che ci si può esportare la scheda in vari formati e su questo si potrebbe tornare dopo. Questo può apparire complicato quando c'è uno solo libro lì, ma come dicevo si può immaginare quando ci saranno, non dell'Abbaye Saint-Germain-des-Prés, ma di altre istituzioni, 100, 200, 300 libri provenienti con la stessa provenienza. Come si vede, ci sono vari modi di cercare nell'archivio, indice possessori, indice alfabetico, indice collocazioni, indice biblioteche. Quindi uno può arrivare perché cerca qualcosa sulla storia di una biblioteca, sulla storia di un'istituzione, o poi conosce già il libro, vuole sapere se la provenienza del libro è stata identificata, quindi può cercare direttamente con la collocazione. Quindi ci sono vari livelli di ricerca molto semplici, ma che sono adatti a vari modi di ricerca, e questo è molto importante. Mi pare che l'indice alfabetico sia solo più semplice che sia l'indice possessori, dove sembra una piccola immagine così come vedete.
È un sito, non l'ho detto, però è un sito che è molto bello, semplice ma molto bello. Allora, non si vede, non penso che si veda per chi non lavora in queste cose, ma questo è un enorme lavoro. Sappiamo che le biblioteche, tutte le nostre biblioteche, lavorano con mezzi umani che non sono sempre sufficienti, il che dice a quale punto per noi è considerato adesso importantissimo questo lavoro di identificazione della storia e dei possessori dei libri che sono adesso nelle nostre biblioteche. Una delle ragioni per cui è difficile è che prima si deve identificare il possessore, quindi torniamo all'Abbaye de Saint-Germain, uno deve trovare che questi 3 fleur de lis con la corona reale sono di una abbazia reale in Parigi. Ma ci obbliga anche a migliorare le schede di autorità, di persone, di famiglie, di istituzioni, tutte queste cose sulle quali stiamo lavorando da anni, da decenni adesso. Un lavoro cominciato molto tempo fa che adesso mostra belli risultati. Allora, a che serve? È una bella domanda, a che serve questo? Come sappiamo tutti, la natura stessa del libro è di muoversi. Raramente un libro rimane là dove l'ha posto il suo primo proprietario. È una cosa della quale, anche un'altra cosa della quale si è parlato molto di recente, negli ultimi 10-15 anni c'è stato un bel convegno, il libro a Venezia, dove si parlava molto della mobilità del libro. Quindi è una cosa, conoscere la provenienza dei libri, è una cosa che ovviamente è di interesse per i bibliotecari. Non è recente l'interesse dei bibliotecari per la storia e per le marche di provenienza che si trovano in questi libri. Sicuramente adesso pare che sia qualcosa che vada di moda. Abbiamo visto giornate di studio molto recentemente, qualche giorno fa, alla fine di settembre, il CERN, il Consortium of European Research Libraries, ha organizzato una giornata di studio. Conosciamo importanti banche dati sviluppate negli ultimi 15 anni come Material Evidence in Incunabula. Quindi io volevo prendere un esempio che dice molto sulla storia di una biblioteca. Torniamo al mio amico di l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés, dove ho trovato, quale libro ho trovato? Non lo crederete. Si tratta dell'Etymologicon Magnum di Zaccaria Carierges, uno dei più belli libri pubblicati a Venezia alla fine del 400 e oggi in Marciana non proviene da Venezia ma proviene da Parigi. Quindi ci sarebbe da studiare un po' più. C'è tutta la storia anche perché ci sono tutti i possessori. I possessori precedenti del libro sono nella scheda, quindi si può seguire la storia del libro, Eusebio Renaudot, Antonio Landi, Giovanni Bernardo Massela e finalmente la Marciana. Quindi è solo un esempio di cose sorprendenti che possiamo vedere. Ovviamente questo archivio è fatto per gli studiosi. Viene in mente anche per prima ovviamente la storia delle biblioteche, ma è uno solo dei numerosi usi. Questi dati possono essere di uso per tante cose. Per la storia, torniamo alla pagina, per la storia della conoscenza, la storia intellettuale, la storia sociale, la storia culturale, ma anche la storia economica legata alla storia dei libri, storia della stampa, storia del collezionismo, anche storia della lettura. Questi archivi di possessori possono dare informazioni sulla fortuna e ricezioni di certi testi letterari, testi filosofici, testi scientifici, chi li leggeva, per quanto tempo sono rimasti importanti e letti. Io dico letti, però non si sa mai se uno che ha comprato un libro e ha messo il nome ha mai aperto il libro. Abbiamo tutti a casa libri che abbiamo comprato e mai letti.
ma diciamo che è un segno di interesse che il libro sia stato comprato. Questo qualche volta conoscere la provenienza di un libro può aiutarci a vedere che un libro, un testo letterario del 500 andava ancora di moda fino agli anni 50 del secolo successivo o no, o non si poteva, non si leggeva più questo tipo di cose. Volevo anche dire che c'è un interesse per il pubblico. Io sono abbonata alla pagina Facebook della Biblioteca Marciana e usano le provenienze per fare quiz, per varie cose e ci attraga il pubblico, ci sono risposte, ci sono già gente che cerca di trovare, quindi è una cosa che funziona benissimo con un pubblico allargato e penso che sia un'interessante direzione per l'uso del loro lavoro di identificazione delle provenienze. Tornando un po' alle difficoltà, per molto tempo era impossibile o molto difficile sviluppare strumenti di lavoro che possano dare accesso a queste informazioni. Anche una cosa che noi bibliotecari sappiamo, ma questo tipo di informazione non si insera facilmente nei cataloghi informatici delle nostre biblioteche. Si usa un'area nella quale non si possano inserire note varie per molti anni, non si potevano cercare, i motori di ricerca non sapevano cercare in questa area delle schede e quindi una cosa che è stata identificata come importante da molto tempo, ma è da molto tempo che sappiamo che dobbiamo sviluppare degli strumenti separati. Ci sono stati dei progetti adesso da quasi 20 anni. In Francia, io conosco meglio la Francia, c'è la Bibliothèque municipale de Lyon, dove la dottoressa Monique Ulvet ha sviluppato una banca dati di provenienza tanti anni fa. È stato difficilissimo, era un software separato, non si poteva aggiornare facilmente, veramente è stato uno sforzo incredibile per fare questo meraviglioso strumento. E qualche anno fa, quasi 10 anni fa, si è cominciato a parlare in Francia, sempre più biblioteche volevano sviluppare uno strumento di ricerca del genere e all'inizio si partiva ognuno nel suo angolo, come abbiamo fatto all'inizio nelle biblioteche digitali. E io cercavo di spingere in direzione di un progetto collettivo e fortunatamente allo stesso momento c'è stato il finanziamento del progetto nazionale Biblissima che ha finanziato la creazione della Federazione dei dati di provenienza delle biblioteche francese, che ha finalmente raggiunto la banca dati Bibal, che era stata creata 20 anni fa per la ricostruzione delle biblioteche medievali. Quindi adesso è veramente un progetto collettivo. Ci sono anche bellissime bancadate del genere in Spagna, in Barcellona, in Madrid. Conosciamo anche grandi progetti collettivi come ovviamente il progetto Material Evidenze Incunabula, se ne parlerà più tardi, e sul sito web del Consortium of European Research Library c'è una lunga lista di progetti di vari paesi. C'è un modo, se posso mostrare, c'è un modo di cercare provenienza, una cosa, c'è un modo di cercare in più bancadati nello stesso posto. Scusatemi, non parlo più italiano molto spesso, sfortunatamente, quindi qualche volta è un po' difficile. Quindi per me una cosa veramente importante, la più importante magari in questo progetto dell'archivio dei possessori, è il fatto che si tratti di un lavoro collettivo. E quindi perché particolarmente con le provenienze, quando sappiamo che le biblioteche sono state disperse dappertutto e non ci saranno mai tutti i libri da una biblioteca dispersa,
finiti nella stessa biblioteca oggi. Sappiamo che uno che è interessato alla storia di una biblioteca dispersa troverà libri in più di una biblioteca. Quindi avere questo progetto collettivo aiuta i ricercatori a trovare, a ricostituire le biblioteche del passato e anche perché mostra meglio come i libri muovono. Quindi non si tratta solo di scrivere un libro perché si trova nella nostra biblioteca, ma di legare questo libro con altri libri in altre biblioteche, che mi pare molto importante. Un'altra ragione per la quale è importante è che c'è molto da fare. Nei vecchi cataloghi, inclusi i cataloghi su carta, usati fino agli anni 90, la provenienza del libro c'è raramente, normalmente non c'è. Quindi dobbiamo riaprire tutti i libri per cercare se ci sia un ex libris, una marca qualunque di proprietà. Lavorare insieme aiuta anche, purtroppo dobbiamo dirle, a ridurre i costi, ma anche speriamo ad accelerare il lavoro. Una marca di provenienza, una volta identificata, può essere trovata se si trova in un altro libro, anche in un'altra biblioteca. Io finirei per domandarmi cosa succede adesso. Adesso la situazione è che ci sono vari progetti collettivi. Da qualche anno nel CERLA Cristina Dondi vorrebbe allargare MEI ai secoli successivi. In Francia adesso abbiamo Bibal e qui in Italia c'è questo archivio dei possessori che, se capisco bene, e magari sono troppo ottimista, ma spero di no, è un po' l'inizio di un progetto nazionale di archivio dei possessori. La cosa importante per me, e vedevamo questo momento fa quando abbiamo aperto una scheda, è che i bibliotecari devono o dobbiamo ricordare i nostri principi di lavoro. 60 anni fa esattamente i bibliotecari in Parigi si sono messi d'accordo per usare la stessa struttura di descrizione del libro, l'ISBD. Poi hanno sviluppato i formati MARC, che sono più di uno, però sono interoperabili. E quindi è una cosa che è molto importante in questi nuovi progetti di fare in sorta che siano interoperabili, e se vedo, io non conosco niente della struttura dell'archivio del possessore, ma mi basta vedere che si può spartare la scheda in XML per sapere che l'interoperabilità c'è e quindi si possono legare più di un archivio per creare un giorno un motore di ricerca più largo, però. Quando questo con l'XML è molto facile, dobbiamo fare che i nostri dati possano essere riusati e anche interrogati da search engines, usati in altri modi, usati in più di un posto. Perché? Perché come dice David Pearson, che è uno dei bibliotecari che ha aperto questo campo di lavoro per le biblioteche tanti anni fa ormai, non solo abbiamo questo enorme backlog, tutte queste provenienze che dobbiamo ancora identificare, cercare nei libri, ma dobbiamo raggiungere una massa critica dei dati che offrirà la possibilità di meglio conoscere le nostre biblioteche e la loro storia, ma anche la possibilità di nuove ricerche. E io ho trovato che questo bel progetto collettivo con tante biblioteche dell'archivio del possessore, con queste schede molto chiare, c'è abbastanza informazione, è veramente un passo enorme in questa direzione e vorrei congratularmi con tutti i colleghi che sono con noi oggi per questo magnifico lavoro del quale sono francamente gelosa. Grazie. Grazie direttrice delle bellissime parole, e credo che appunto sia da subito evidente sì, l'archivio dei possessori con la sua autonomia punta ovviamente a allargare i propri orizzonti e diventare un progetto nazionale.
Anche perché, come è noto, database di questo tipo, all'incrementare dei dati hanno una crescita in utilità che non è aritmetica, ma è geometrica la progressione. Cioè, se si riuscisse a incrementare notevolmente i dati, le opportunità di ricerca aumentano, enormemente. Diamo ora la parola a Sabrina Minuzzi, che pure, ci introdurrà ulteriormente all'interno del nostro archivio dei possessori. Prego. Grazie. Vi ringrazio, saluto tutti quanti e soprattutto, volevo dirvi appunto che sono particolarmente grata dell'invito a presentare, l'Archivio Possessori in questo momento importante in cui si distacca dalla Biblioteca Marciana ed è disponibile liberamente anche sul web e, soprattutto ha raccolto la collaborazione di oltre 40 altri enti e biblioteche per la sua implementazione. Sono contenta perché appunto, si è avviato, si può dire che l'ho visto quasi nascere, nel senso che si è avviato, nel 2014 quando io ero impegnata con un postdoc soprattutto nelle, collezioni marciane, basata nelle collezioni marciane, a rilevare le provenienze, in un progetto che proprio di provenienze si occupava e che ha già citato anche Raphael Morin, il Material Evidence in Incunabula con Cristina Dondi. E devo dire, da allora l'ho visto nascere, crescere e svilupparsi e, l'ho sempre trovato utilissimo, sia dal punto di vista del lavoro, della catalogazione che ho fatto, che dal punto di vista della ricerca. Nonostante i tempi, perché già allora c'era abbastanza carenza di, personale in Marciana, che ora diventa sempre più drammatica, come d'altra parte è una situazione, una condizione condivisa da moltissime biblioteche italiane e non solo. Nonostante questo però, grazie all'impegno, la determinazione e anche la passione di 2 bibliotecarie, di Elisabetta Sciarra e di Orsola Braides, ha preso avvio questa iniziativa in tempi comunque appunto anche abbastanza, particolari per la biblioteca. Ehm, do solo qualche linea generale, relativamente alla struttura, dell'archivio possessori, perché dopo ci saranno colleghi dopo di me che probabilmente vi porteranno ad esplorare casi particolari e casi singolari. Io volevo semplicemente condivido lo schermo soltanto per, farvi vedere, per tenere aperto diciamo ehm, l'archivio possessori. Volevo semplicemente dirvi che adesso, anche dopo un po' di tempo che non lo consultavo, sono rientrata e ho visto appunto, mi sono resa conto di queste, schede che sono fatte ad un ottimo livello. Danno dati biografici essenziali e soprattutto sono ricchissime di, legami anche esterni sfruttando sia, rinvii a repertori cartacei che a fonti, riprodotte online, a fonti digitalizzate online. Oltre ai dizionari biografici e ai repertori più d'uso, infatti, si possono spesso trovare rinvii a, repertori biobibliografici di carattere locale, magari pubblicati nell'Ottocento o dei primi studi dei primi del Novecento, che permettono di approfondire e anche di dare ulteriori stimoli alla ricerca. Si fa riferimento all'interno delle schede spesso anche a materiali manoscritti conservati nelle biblioteche, in cui sono rilevati determinati segni di possesso. Fonti manoscritte, altre opere riconducibili al possessore oppure anche documenti. Per esempio, volevo far vedere, io ho fatto una ricerca, di una categoria professionale che mi interessa semplicemente come ricerca libera, quindi ho messo medico e vengono fuori, tutta una serie di personaggi e di figure. Adesso, semplicemente, non so, entrando in una, vi rendete conto, ecco qui, ecco vedete tutti i link anche ai quali rinvia. Ci sono, legami, sia adesso, a parte il caso ma abbiamo anche opere pubblicate, quindi c'è il legame verso ISBN, a fondi manoscritti della biblioteca oppure di altre biblioteche.
che sono fondamentali. E tra l'altro un aspetto molto interessante di questo archivio possessori è il fatto che rileva i possessori non solo dei libri antichi, ma anche dei manoscritti. Quindi apre, diciamo, esplora le risorse di una biblioteca, delle biblioteche partecipanti, in un modo abbastanza inedito questo. Oltretutto ho trovato in schede sempre di mio interesse, di carattere, ecco qui per esempio il manoscritto della Biblioteca Lancisiana, e in schede di mio interesse appunto ho trovato riferimenti a Manus Online, a Manuscripta Medievalia, addirittura digitalizzazioni di resoconti della Royal Society, riferimenti al sistema archivistico nazionale, alla guida agli archivi di Stato, e che è importantissimo dal punto di vista metodologico, perché queste schede diventano non soltanto un ritratto e un profilo del singolo possessore che è stato identificato, ma anche un momento in cui il ricercatore ha degli spunti ulteriori per approfondire la propria ricerca in altre direzioni. Quindi definirei delle schede che sono delle schede di ricerca in sé, con un livello molto alto. Come potete vedere, poi, ecco, l'indice dei possessori, la ricerca dei segni di possesso è molto strutturata, nel senso che abbiamo contrassegni sulla legatura, ex libris, note di lettura, note di possesso e timbri, e poi c'è un'altra voce sempre molto importante, altro, fonti esterne, che si ricollega un po' a questa apertura delle voci indicizzate. E queste fonti esterne possono essere per esempio documenti, manoscritti conservati all'interno della biblioteca, cataloghi di vendita, stampa di singole biblioteche, di singole collezioni che sono state smembrate, ma il cui possesso temporaneo è stato ricostruito grazie appunto all'indicazione del titolo all'interno di uno di questi cataloghi, oppure anche i registri d'ingresso delle biblioteche sono una fonte straordinaria questa per ricostruire la storia di un esemplare. Fondamentale comunque in questo momento è anche chiedersi, secondo me, visto che appunto stiamo presentando questo archivio possessori, dimenticavo però di dire un'altra cosa fondamentale, ecco, che appunto si vede evidente qui dalla pagina semplicemente dell'indice dei possessori, il fatto che ad ogni dettaglio di possesso sia collegata la riproduzione fotografica. E questo è importantissimo, perché, soprattutto nel caso di, non so, timbri o ex libris o segni della legatura non identificati, un catalogatore, comunque anche un ricercatore, può scorrere semplicemente con una ricerca molto semplice, qui nella stringa non identificati, ecco, può scorrere, tutti, gli ex libris per esempio non identificati, le note di lettura, ecco i timbri li trovo particolarmente utili, i timbri e i contrassegni sulla legatura. Quindi questo che amplia, diciamo, le possibilità della ricerca, proprio a livello di esemplare. Sostanzialmente, a questo punto però bisogna chiedersi, da dove è partito appunto, da quale esigenza è partito l'archivio possessori e dove si dirige, verso dove sta andando e dove ci auspichiamo, infatti è già emerso, che vada. Sia il progetto al quale avevo lavorato, cioè il Material Evidence in Incunabula, come l'attuale archivio possessori sono degli strumenti che hanno recepito, hanno fatto proprio in modo molto, molto intelligente, molto raffinato, un cambio di direzione anche nello studio del libro antico, ma anche del libro in generale come oggetto e come fonte storica. È ormai acquisito infatti che il libro di per sé non è soltanto vettore di un contenuto, ma è anche un oggetto fisico che ha viaggiato nel tempo e spesso anche nello spazio, e sul quale si sono stratificate delle tracce d'uso e delle tracce di possesso che mi permettono di ricostruire le collezioni di una biblioteca,
il farsi e disfarsi di biblioteche, ma anche e soprattutto, forse io sono più interessata anche a questo, anche ai modi d'uso di questi contenuti. Vale a dire al modo in cui questi contenuti sono stati fruiti e recepiti dai lettori più svariati e anche spesso anonimi. Come la ricerca ha ampliato i propri orizzonti, appunto vedendo nel libro anche un oggetto, sul quale, sono rinvenibili, come sui documenti d'archivio o su altri cosi manoscritti, le ricadute sociali e culturali di determinati contenuti, anche la catalogazione si è venuta adattando, diciamo, a questa svolta un po' nella ricerca. E, dapprima, diciamo, le esigenze, principali, negli sforzi catalografici, nei progetti catalografici, parlo praticamente degli anni '80, erano state quelle di, mappare la produzione bibliografica, soprattutto in Italia. Di vedere cioè che cosa, era posseduto dalle nostre istituzioni. Ora, assecondando anche questa svolta nella ricerca, diciamo che dagli anni 2000, ma soprattutto nella prima e nella seconda decade degli anni 2000, invece è emersa l'esigenza, anche nella catalogazione, di dare maggiore spazio a queste tracce d'uso che vengono lasciate nel tempo, sui libri. Ecco, in questa prospettiva, diciamo, è nato anche l'archivio possessori, è nato il Material Evidence in Incunabula e, in parte, per quanto riguarda la situazione italiana, anche per compensare, diciamo, il rilievo un po' inadeguato che il software di catalogazione, che il Servizio Bibliotecario Nazionale aveva dato all'indicizzazione, relativa ai dati di esemplare, ma questo non per mancanze o limiti suoi, ma semplicemente perché figlio del suo tempo, è nato in un momento in cui era più urgente la necessità di mappare appunto la produzione editoriale e presente nelle istituzioni italiane, perché appunto i cataloghi ce n'erano molti, cartacei, eccetera. Per cui si è costituito grazie alla catalogazione partecipata. Sono andata a controllare i numeri anche per farmi un attimo un'idea di 6.514 biblioteche organizzate poi in poli. Questi poli sono 102. Essendo in quel momento, come ho detto, più urgente la mappatura del patrimonio bibliografico conservato in Italia, per quanto riguarda l'Italia, era ovvio, era quasi, cioè si è presa la decisione di lasciare il trattamento dei dati di esemplare, legatura, possessore, eccetera, ad un livello locale. Con la conseguenza però che adesso ci troviamo, innanzitutto comunque nelle campagne di catalogazione non era neppure ritenuto così rilevante la rilevazione di alcuni dati. Infatti quindi non è sempre stata molto sistematica, oltre a non essere sistematica è in polo. Vuol dire che i possessori adesso, le notizie che abbiamo su possessori e legature sono frammentate in 102 piccole basi dati, comunque dovremmo entrare in ciascuna base per rilevarle, per avere un quadro di insieme. E l'archivio possessori, appunto, come altre iniziative, è nato proprio per supplire, per supplire a questa mancanza, dal momento che questi dati non sono interrogabili a livello nazionale. Adesso facciamo un passo ulteriore e infatti questa occasione è fondamentale proprio perché l'archivio possessori si è sganciato dalla Marciana e si è arricchito della collaborazione preziosissima di altre 40 biblioteche che moltiplicano con le loro schede anche fatte veramente ad un livello molto fondamentale, insomma, per qualsiasi ricercatore, perché ti permettono di andare oltre anche allo strumento stesso. E adesso spero appunto che si apra ad uno sviluppo, insomma nazionale. Questo infatti è uno dei 2 auspici che faccio e delle 2 cose che auspico. Cioè il primo è che possa essere un po' che faccia da catalizzatore, che funga da catalizzatore delle molte iniziative benemerite, preziose che già ci sono
a livello però appunto di singola biblioteca, per iniziativa di polo o di singola biblioteca. Sarebbe un materiale preziosissimo e fondamentale se si implementasse sempre di più a livello appunto a livello nazionale, un archivio possessori così, di questo tipo. In secondo luogo, il secondo auspicio un po' è rivolto invece all'ICU, è interessato anche questo perché appunto sarebbe una fonte incredibile anche per la ricerca, ed è di stimolare diciamo l'allineamento di SBN alla rilevazione perlomeno dei possessori identificati e della presenza di note manoscritte nel singolo libro, cioè di portare questi dati a livello di indice, cioè interrogabili a livello nazionale. Questo perché restano due auspici distinti, un po' perché l'archivio possessori, avendo dei dati così ben strutturati e anche raffinati, resta un prodotto a sé, complementare appunto ad SBN, al Servizio Bibliotecario Nazionale, e offre delle schede di autorità di fondamentale importanza, che hanno un legame con un singolo esemplare, in genere con un singolo esemplare posseduto all'interno della biblioteca. E in questo caso mi permetto di correggere Raffaele Moremma, che probabilmente ha poca dimestichezza soltanto con gli OPAC locali. Nell'archivio possessori è possibile andare dall'archivio possessori al libro conservato nella biblioteca, ma anche dal libro conservato nella biblioteca all'archivio possessori. È possibile questo duplice passaggio. E l'unica cosa è che anche per problemi di, penso anche forse probabilmente per problemi tecnici, non è possibile, non è stato possibile collegare proprio tutti i libri, tutti gli esemplari al singolo possessore descritto, alla traccia di possesso descritta all'interno dell'archivio possessori. Dall'altra parte invece SBN offrirebbe la possibilità di legare delle cose stringatissime, appunto semplicemente un possessore o la presenza di note manoscritte all'intero patrimonio di esemplari conservati all'interno di un'istituzione. Una proposta, infatti, in questo senso era stata fatta già nel 2018 dalle stesse Orsola Braides, Elisabetta Sciarra e poi con il contributo tecnico fondamentale di Christian Bacchi. Perché sostanzialmente questo è fattibile anche dal punto di vista tecnico con i codici UIMARC, proposta accolta favorevolmente dall'ICU e che spero appunto andrà a buon fine. Di conseguenza chiudo semplicemente appunto dicendo che mi auguro appunto che l'archivio possessori funga da catalizzatore di ulteriori iniziative del genere che già sono sul web e quindi con un riversamento magari dei dati o magari possa essere di stimolo e di guida per altre biblioteche a riversare i loro dati e ad associarsi a questa impresa. D'altra parte mi sembra ben messo in evidenza anche nel sito molto lineare e anche efficace nella sua linearità questo desiderio di condivisione e di questo invito ad altre biblioteche, altre istituzioni ad associarsi. C'è infatti il tasto molto semplice, molto amichevole aderisci con il quale possono accedere e mettersi in contatto anche con l'archivio possessori, altri enti che hanno intenzione di riversare i propri dati. Ecco, sostanzialmente questo io mi sento di fare, semplicemente 2 auspici molto interessati perché appunto sarebbero i benvenuti nella ricerca e moltissimi auguri comunque di proseguire in questo modo e con questo livello soprattutto di creazione di dati di autorità. Vi ringrazio. Grazie dottoressa Minuzzi per aver ricostruito così bene la storia dell'archivio inserendolo in una prospettiva pure storica. Ecco, ha sottolineato poi come oltre alla raffinatezza delle notizie
contenute nell'archivio, la ricchezza anche dell'apparato di immagini che illustra ciascuna notizia. Questo ha portato peraltro a un uso intensivo dell'archivio anche da altri operatori del libro diversi da quelli delle biblioteche, cioè intendo dire che è anche uno strumento per scandagliare il mercato librario, sia da parte di antiquari, collezionisti e anche da parte delle sovrintendenze archivistiche e bibliografiche quando appunto effettuano i loro controlli sulla movimentazione dei beni librari con la collaborazione del nucleo dei carabinieri specializzato in tal senso. E questo è un uso ovviamente che potrà crescere come gli altri al crescere dell'archivio. Tutto questo sarebbe stato impossibile se le dottoresse Braides e Sciarra non avessero incontrato un partner tecnologico affidabile, ovverosia Batsman, e che alcuni rappresentanti sono qui con noi e cediamo loro molto volentieri la parola. Buongiorno a tutti, piacere di fare la vostra conoscenza anche se virtualmente per il momento. Allora, noi aggiungiamo poche cose, nel senso possiamo dare il nostro contributo alla giornata dando soprattutto una panoramica molto veloce dal punto di vista tecnico, che motiva anche, che aggiunge valore a quello che è, diciamo, la separazione dal sito della Marciana precedente al fatto di avere una propria identità. Quello che sicuramente è balzato all'occhio è la nuova veste grafica, che appunto con Marciana, nella fattispecie con la dottoressa Braides e la dottoressa Sciarra abbiamo lavorato per fare in modo, appunto, come avete già rilevato giustamente, che l'utilizzo delle stesse informazioni fossero il più possibile piacevoli, accoglienti e facili da utilizzare, pensandolo proprio anche per un pubblico più esteso nel limite del possibile. Nel senso che sappiamo che è uno strumento destinato soprattutto ad un uso tecnico, diciamo così, per addetti ai lavori, però quello che poi ci aveva stupito comunque del progetto dei possessori era questa connotazione comunque di curiosità che potrebbe incuriosire anche persone appassionate. Perciò da qui una veste grafica molto, molto fresca, molto semplice, molto chiara, molto veloce. Le altre cose che comunque sono state fatte, con l'occasione è stato fatto il passaggio a una piattaforma rinnovata dal punto di vista tecnologico e tecnico, perciò questo dà anche potenzialità di, come si dice in gergo, scalabilità, cioè di poterlo ampliare in base a future necessità. L'altro aspetto altrettanto importante è che lo strumento, il sito Archivio Possessori, è stato dotato in più di tecnologie ancora più moderne per fare in modo che tutti i dati fossero velocemente e quindi anche dal punto di accessibilità web, quindi dalla possibilità di accedere secondo le leggi vigenti in tutto il mondo, non solo in Italia, nella maniera più veloce possibile. Cioè, per capirci, dotandolo di sistemi di trasmissione in tutto il mondo su server distribuiti, un po' come succede per YouTube, un po' come succede per Microsoft Teams e via dicendo. Questo appunto per fare in modo che lo stesso progetto non solo abbia la possibilità di essere visto, consultato, utilizzato in maniera agevole, veloce e rapida in Italia, ma anche all'estero, perché comunque c'è un pubblico che sicuramente è già raggiunto e può essere raggiunto, nonostante sia totalmente progetto in lingua italiana, però da un pubblico più esteso di quello che possiamo pensare. E finiamo quindi anche noi con un augurio che alle biblioteche attuali se ne possano aggiungere sempre di più. Uno, perché le biblioteche, non mi ricordo chi lo diceva prima, però devono essere valorizzate
e l'archivio dei possessori, secondo noi, è uno degli strumenti, comunque uno strumento molto importante, oltre che curioso, per valorizzare il lavoro che voi tutti fate ogni giorno. Io mi fermerei qui e augurerei buon lavoro a tutti. Bene, io direi adesso di ascoltare alcuni operatori, cioè coloro che si sono aggiunti strada facendo all'archivio, e vediamo appunto cosa sta succedendo, l'uso che ne viene fatto e l'impatto che c'è stato sulle loro biblioteche. Io darei la parola per prima alla dottoressa Carla Lestani, bibliotecaria della Biblioteca Universitaria di Padova, che è qui con noi in presenza. Buonasera a tutti gli intervenuti e un ringraziamento agli organizzatori per questo incontro. Un momento solo che condivido lo schermo. Dunque, di quanto sia importante Archivio dei Possessori come repertorio di scritture identificate e di quanto si stia rivelando per essere sempre di più uno strumento prezioso e pratico nell'ambito delle risorse disponibili online per lo studio del paratesto, hanno già detto chi mi ha preceduto molto bene. Il contenuto di Archivio dei Possessori, che si è notevolmente ampliato con il contributo sostanzioso di diverse istituzioni anche di fuori regione, vuoi per i criteri di ricerca, che potete vedere qui naturalmente, può essere indagato appunto grazie a questi diversi criteri di ricerca, grazie ai quali selezionare e filtrare il contenuto. Il contenuto molto ampio può essere consultato ed indagato attraverso questi criteri di ricerca evidentemente, ma come sicuramente saprete la memoria gioca spesso dei brutti scherzi essendo selettiva e seleziona elementi che qualche volta possono non essere utili con sistemi codificati di ricerca come quelli presenti. Quello che vi propongo è un viaggio attraverso un esempio tratto dalla Biblioteca Universitaria di Padova, attraverso dalla banca dati dell'archivio dei possessori attraverso la banca dati dei possessori stessi. Vi faccio l'esempio di Ceffini, un personaggio di cui io ricordo essere presente in biblioteca un volume che in qualche modo ha a che fare non solo con biblioteca universitaria ma anche con l'istituto dell'orto botanico. Scriviamo il nostro nome. Ecco, e banca dati restituisce un'altra scheda, cioè non trova il possessore che io sto cercando, ma trova Garzoni Andrea. Non mi perdo d'animo, vado a vedere all'interno della scheda e naturalmente leggendo con pazienza l'introduzione legata al nome del possessore, trovo che il volume su cui si trova la nota di possesso di Garzoni Andrea era appartenuto in precedenza anche a Francesco Maria Ceffini, suo collega e professore presso lo studio di Pisa. Da qui in poi è possibile, semplicemente restando all'interno delle varie schede, muoversi attraverso la storia di questo libro. Il volume, infatti, venne acquistato in seguito da Antonio Cocchi, un medico toscano, poco forse noto qui nel Veneto, ma molto famoso a Firenze, dove fu anche antiquario granducale e riuscì a raccogliere una biblioteca molto consistente e famosa ai suoi tempi, parte dei volumi dei quali poi vennero venduti dal figlio Raimondo. Questi giunsero, vedete qui le note di lettura, note di possesso, i contrassegni sulla legatura per acquisto nelle mani di Giovanni Marsili, che è stato suo amico e quasi genero, e con Giovanni Marsili entriamo
nel campo del Veneto e in particolare della città di Padova, perché Giovanni Marsili fu professore di botanica e prefetto dell'orto botanico e tentò invano di far acquistare la sua biblioteca dall'Università degli Studi di Padova. Riuscì solamente a farla acquistare dal suo allievo e collega, il successore sulla cattedra degli studi di botanica e il prefetto dell'orto botanico, Antonio Bonato, che fu anche bibliotecario senza troppa lode della Biblioteca Universitaria di Padova. Tra l'altro, per farsi perdonare, dopo un'ispezione di Giovanni Morelli, regalò proprio alla Biblioteca Marciana l'erbario Michele, che era appartenuto a Giovanni Marsili. Ebbene, dalla biblioteca di Giuseppe Antonio Bonato, che quindi conteneva i libri di Giovanni Marsili, parte dei quali venivano appunto dalla biblioteca di Cocchi, nasce la biblioteca dell'orto botanico, perché Antonio Bonato dona tutta la sua biblioteca all'università. E qui clicchiamo, qui troviamo la scheda relativa all'Università degli Studi di Padova e al timbro relativo. Ebbene, nel 1925 uno dei prefetti successori dei nostri Marsili, Antonio Bonato, e precisamente Giuseppe Gola, dovendo svecchiare le raccolte, dovendo fare spazio, smembrò completamente la biblioteca senza far caso ai suoi possessori originari, alla sua formazione, e ne donò tutta la parte non strettamente botanica alla Biblioteca Universitaria di Padova. Qui, infatti, tra i suoi fondi possiede, vedete, in questo caso il dono orto botanico, insieme di volumi appunto che hanno questa lunga storia dietro le spalle. Ecco, la cosa più interessante di Archivio dei Possessori è proprio questa possibilità di muoversi dall'interno stesso del database attraverso il database, purché naturalmente le schede siano compilate a dovere. Possibilità poi questa che spero si amplierà ancora di più grazie all'introduzione della nuova release di tag controllati, con i quali sarà possibile filtrare dei nuovi insiemi e sottoinsiemi utili per aggregare provenienze e possessori in modo diverso dai sistemi di ricerca consueti e puntuali, allo scopo di ricavare nuove informazioni utili per la storia del libro e della lettura. Speriamo che altri istituti vogliano partecipare ed aggregarsi a questa impresa, perché come nell'esempio proposto i libri fanno lunghi viaggi nel tempo e soprattutto nello spazio, ed è bello poterli scoprire insieme. Un ringraziamento ancora per l'attenzione. Ecco, grazie a Carla Lestani, credo che l'esempio che ci ha portato sia molto significativo. Diamo adesso la parola alla collega Livia Marcelli della Biblioteca Vallicelliana di Roma. Eccomi, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Io sono responsabile della catalogazione del Fondo Antico Stampa in Biblioteca Vallicelliana e vi presento la Biblioteca Vallicelliana in Archivio Possessori e condivido lo schermo. Ok. Per adesso vediamo sempre lo schermo, va bene? Sì. Ora vedete? Così. Sì. Allora. La Biblioteca Vallicelliana di Roma è entrata in Archivio Possessori proprio nell'anno che coincide con la sua nuova versione, quindi quest'anno, il 2021. Come saprete, la Vallicelliana è una delle biblioteche pubbliche statali afferenti al Ministero della Cultura, conserva un fondo antico manoscritto a stampa di grande importanza, nel quale possiamo annoverare numerosi possessori, alcuni illustri e molti altri meno noti. Tra gli illustri vogliamo ricordare San Filippo Neri,
l'umanista portoghese Achille Stazio, il cui lascito costituisce il primo nucleo della Biblioteca Vallicelliana, e i cardinali Silvio Antoniano e Cesare Baronio. La Vallicelliana riceve doni non solo da importanti personalità, ma anche da istituzioni e biblioteche monastiche come l'Abbazia di Santo Tizio in Val Castoriana presso Norcia. C'è quindi stato sempre un grande interesse da parte dei nostri utenti verso possessori e provenienze. Abbiamo così deciso di aderire al progetto con lo scopo anche di mettere a frutto il lavoro svolto dai bibliotecari, i bibliotecari del passato e quelli del presente. I bibliotecari del passato avevano redatto uno schedario cartaceo dei possessori, censiti nel fondo antico manoscritto a stampa, che oggi è stato trasferito anche su file con le dovute integrazioni. Il loro lavoro prezioso è stato proseguito dai bibliotecari, collaboratori e strutturati del presente, che colgo qui l'occasione per ringraziare. La Biblioteca Vallicelliana è infatti impegnata dal 2018 in diversi progetti di recupero del pregresso del fondo antico a stampa custodito nel Salone Borromini, con particolare attenzione rivolta alla descrizione per l'appunto degli esemplari e delle note di possesso, che sono al momento censite sistematicamente negli appositi campi di esemplare in sede di catalogazione. Le schede dei possessori inserite dalla Biblioteca Vallicelliana sono al momento in numero ridotto, sia per ragioni di carenza di organico, sia per il fatto che, come da indicazioni ricevute in fase di formazione, abbiamo privilegiato l'aspetto qualitativo rispetto a quello quantitativo e proprio per il fatto che dietro ogni scheda c'è una ricerca accurata, l'attività sta portando a scoperte di notevole interesse, come alcuni incunaboli appartenuti al giurista Andrea Alciato, che sono ad oggi in fase di studio, quindi non ancora inseriti in archivio possessori. I possessori censiti al momento sono 12 ed ecco alcune appunto delle loro tracce di possesso. Per la redazione di alcune schede ci siamo avvalsi anche della collaborazione di studiosi. Questo è ad esempio il caso della scheda di Pierre Morin, che è stata redatta dalla nostra collaboratrice Annalisa Anastasio, che sta svolgendo una ricerca di dottorato sulla sua biblioteca. Arrivata appunto ai possessori non identificati, quindi che abbiamo inserito, come il postillatore di questa edizione di Zaccaria Cagliergi, che verrà esposta in una futura mostra presso l'Accademia Nazionale dei Lincei. Il prossimo non identificato su cui stiamo lavorando, riuscite a vedere il cambio? Sì. Ok, perfetto. E sempre non ancora inserito e di cui ci piacerebbe un giorno scoprire l'identità, è particolarmente interessante. Si tratta dell'ignoto postillatore e disegnatore dell'edizione 1481 della Commedia con commento di Cristoforo Landino, che in base al suo operato possiamo senz'altro considerare un artista e che è stato a lungo identificato con alcuni membri della famiglia Sangallo, un'ipotesi che oggi sembrerebbe smentita in base a vari studi. Il mese scorso si è tenuto in Biblioteca Vallicelliana un convegno internazionale a cui dedicato, i cui interventi sono integralmente visibili sul nostro canale YouTube. E in conclusione siamo lieti di partecipare al progetto, nel corso del quale ci aspetteranno sicuramente importanti scoperte e che è molto utile per i nostri utenti. Vi ringrazio per l'invito e per lo spazio e per l'attenzione. Grazie dottoressa Marcelli. Un altro intervento remoto. Il dottor Fabio Uliana della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Ce l'abbiamo online? Sì, io ci sono, non so se mi vedete. Non la vediamo, ecco adesso sì, la vediamo. Grazie, condivido lo schermo. Ringrazio tutti per l'invito. La Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
come la Vallicelliana, aderisce al progetto dell'archivio dei possessori da gennaio 2021. Le schede caricate non sono molte, speriamo di implementarle quanto prima. Nell'inserimento dei dati si è scelto di partire da possessori già identificati e soprattutto da possessori intorno ai quali, o meglio intorno alle loro biblioteche, esistono già degli studi assodati. In questo ambito 2 testi fondamentali che sono spesso citati nelle schede catalografiche, alludo nello specifico al saggio di Andrea De Pasquale, Notizie Librorum, che dà conto di biblioteche private torinesi tra Rinascimento e Restaurazione. L'altro volume è Il teatro di tutte le scienze e le arti, il catalogo di una mostra che ha avuto luogo a Torino nel 2012 e che segna un punto fermo nella ricostruzione dei fondi bibliografici conservati presso la nostra biblioteca, la Biblioteca Reale di Torino e l'Archivio di Stato di Torino. I primi possessori inseriti riflettono in qualche modo la storia complessa delle nostre collezioni e si è scelto di iniziare da quello che è il nucleo bibliografico più significativo. La biblioteca del Regio Ateneo è stata infatti istituita nel 1720 da Vittorio Amedeo II nell'ambito di quella che è una riforma radicale dell'Università torinese che segue di pochi anni l'acquisizione del titolo regio, e la biblioteca voluta dal sovrano Sabaudo nasce dall'unione di 3 nuclei bibliografici: la biblioteca del comune della città di Torino, le raccolte dei vari gabinetti universitari e i libri della corona raccolti dai duchi di Savoia. Proprio alla biblioteca ducale, il cui progetto risale alla metà del Cinquecento per la volontà di Emanuele Filiberto di Savoia, vuole essere una sorta di rappresentazione universale del sapere, d'altra parte sono gli anni della Biblioteca Universale di Gesner, progetto poi proseguito dal figlio Carlo Emanuele I, è legata alla biblioteca di Orlando Fresia. Orlando Fresia è consigliere e medico proprio di Carlo Emanuele I di Savoia, il quale tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento vende al duca Sabaudo la propria libreria, e i modi in cui Fresia contrassegna i propri volumi sono fondamentalmente 2: le note di possesso, qui ne vediamo una apposta su un trattato di botanica del 1560. L'altro modo di contrassegnare i volumi sono dei segni sulla legatura. Qui vediamo una legatura appunto che reca al centro uno stemma, ai lati il monogramma OF, appunto riferito a Orlando Fresia, e ancora agli angoli dei fregi, tutti questi impressi in oro. Al momento i volumi censiti in SBN e ascrivibili a Fresia sono 233. Ma l'archivio dei possessori consente poi di mappare le vicende di singoli volumi nella ricostruzione virtuale di interi fondi bibliografici, di cui spesso sopravvivono solo lacerti. È il caso, ad esempio, di questo trattato, di questa apologia pro cristiana religione di Filippo Guadagnoli, appartenuto, qui vediamo il frontespizio, appartenuto al nobile Carlo Emanuele Giacinto Filiberto Simiana di Pianezza, luogotenente della prima Madama Reale Cristina di Borbone Francia, e poi passato in proprietà al Collegio dei Gesuiti. Simiana vive dal 1608 al 1677, quando è ancora in vita dona la propria libreria proprio al Collegio dei Gesuiti. Il volume rimane all'incirca un secolo presso i Gesuiti, perché con la soppressione dell'ordine nel 1773 il volume entra a far parte dei fondi della Biblioteca del Regio Ateneo. L'archivio dei possessori, e qui mi avvio alla conclusione, è quindi uno strumento utile per restituire la dimensione dinamica, per riprendere l'immagine offerta da Raphaël Morin, del libro, dei libri e soprattutto delle biblioteche. Grazie. Grazie dottor Uliana. Ecco, io penso che questo esempio
come i precedenti abbiano dimostrato come appunto la Biblioteca di Torino è entrata da pochi mesi, ha già fatto un grande lavoro. È evidente come venga riversato all'interno dell'archivio dei possessori un lavoro che poi fa parte dell'ordinaria attività delle nostre biblioteche, solo che spesso appunto non c'era modo di dare il giusto risalto e valorizzare questo grande lavoro che pure i bibliotecari fanno. Chiudiamo gli interventi con il dottor Francesco Cignoni della Biblioteca Statale di Cremona. Prego, Francesco. Grazie direttore. Un saluto a tutti, vicini e lontani. Io oggi sono felice e onorato di essere qui a questa sorta di nuovo battesimo dell'archivio dei possessori. Credo che l'archivio dei possessori sia una risorsa preziosa. La Biblioteca Statale di Cremona vi aderisce convintamente, anche se per il momento con un numero abbastanza piccolo di schede. Credo che già lo sia oggi una risorsa preziosa e che lo diventerà in futuro sempre di più con l'aumentare delle schede inserite. Adesso cerco di condividere il mio schermo. Spero che si veda. Sì, si vede. Si vede, perfetto. Ecco, il presente contributo intende sottolineare come alcuni contrassegni su legature, apparentemente poco significativi o non immediatamente riconoscibili come tali, possano al contrario rivelarsi fondamentali per individuare una piccola biblioteca familiare, collegata nel nostro caso a una figura abbastanza importante per la storia della medicina. Nel corso della catalogazione in SBN del fondo antico della Biblioteca Statale, un dettaglio della composizione materiale di alcuni volumi ha attirato la nostra attenzione. In un magazzino che dal punto di vista cromatico è dominato dall'assenza di colore o da toni decisamente chiari, costituito cioè per lo più di libri legati in pergamena o rivestiti da fogli protettivi di carta bianca, alcuni volumi spiccano come papaveri in un campo di grano. Questi tomi sono accomunati dal fatto di recare sul dorso un cartiglio di colore rosso contenente l'indicazione abbreviata dell'autore e del titolo. Tale cartiglio contrasta col colore bianco della coperta, generalmente in cartone. L'identità della mano che ha albergato il titolo sui cartigli ha fatto subito pensare a una comune provenienza dei volumi, ipotesi che ha presto trovato conferma esaminando gli altri elementi materiali presenti sugli esemplari. Va sottolineato che questi libri non hanno mai formato in biblioteca un fondo distinto, ma si trovano sparsi qua e là nella sezione del fondo antico del magazzino. Dall'osservazione interna dei volumi è emersa una serie di note di possesso che conferma la prima impressione di una comune provenienza, da ricondurre a vari membri di un'unica famiglia, quella dei Careno, localizzata nella pianura lombarda tra Vailate, Rivolta d'Adda, Pavia, Sesto Cremonese e Cremona, e ricca al suo interno di medici, di speziali e di sacerdoti. Tra i segni di possesso sono apparsi subito riconoscibili quelli di Girolamo Careno, un arciprete di Sesto Cremonese, parroco poi presso la chiesa di Sant'Agata in Cremona e poi vicario generale diocesano, che morì nel 1810. Ancora Giovanni Battista Careno, primo professore di medicina all'Università di Pavia, dopo la restaurazione degli studi tra il 1763 e il 1766. Ancora Tommaso Careno, anche egli medico di Vailate, scomparso nel 1767. E proprio Tommaso Careno ci ha aiutato a capire i rapporti di parentela all'interno della famiglia,
perché è autore di un registro anagrafico familiare rinvenuto sulle carte di guardia di uno dei volumi trattati. Anche sulla base di queste notizie è stato possibile ricostruire una parte dell'albero genealogico della famiglia. Ma la figura di spicco che emerge da questi segni di possesso è quella di Luigi Careno, figlio di Giovanni Battista, medico egli stesso, laureatosi nel 1787 a Pavia e trasferitosi a Vienna. Questi sono i segni, le note di possesso di Luigi Careno che troviamo nei volumi. Ecco, l'importanza di Luigi Careno consiste nell'aver tradotto per la prima volta in latino il trattato di Edward Jenner sulla vaccinazione contro il vaiolo e nell'aver diffuso il nuovo metodo di vaccinazione in Spagna, Portogallo, Austria e Illiria. Questi libri contrassegnati dal cartiglio rosso costituiscono dunque il repertorio bibliografico che servì per la formazione del medico cremonese. La ricostruzione della biblioteca di formazione del giovane Careno può essere utile tanto per fissare un canone bibliografico della didattica medica del tardo Settecento, sia per delineare il clima culturale di un ambiente medico-borghese dell'epoca e anche per tratteggiare alcune storie che emergono dalle note di possesso, dalle annotazioni, dai cartigli addentizi conservati nei volumi. Lo studio sui segni di possesso ha permesso di individuare ad oggi 325 volumi appartenenti ad oltre 240 opere. Di questi 325, una gran parte, 309, sono attualmente digitalizzati e direttamente accessibili da OPAC. Ecco, il contrassegno in corrispondenza dei titoli segnala la disponibilità del formato elettronico. Tutti i personaggi riconoscibili della famiglia sono stati oggetto di una scheda inserita nell'archivio dei possessori, collegata al segno di possesso e alla collocazione dell'esemplare utilizzato per la rilevazione. Dai documenti superstiti, in gran parte dalle lettere, sappiamo che Luigi Careno manteneva relazioni di scambio librario con molti professionisti e uomini di scienza a lui coevi. Era in contatto con i più importanti editori e librai tedeschi, dai quali riceveva sistematicamente i cataloghi delle principali novità editoriali. Era sottoscrittore di molti periodici di argomento medico, affiliato a molte società scientifiche di cui riceveva regolarmente le pubblicazioni. Ampia dunque doveva essere la biblioteca privata a Vienna, ma di essa, almeno per il momento, poco o nulla sappiamo. Intanto vi faccio vedere un esempio di scheda sull'archivio dei possessori. Ora, speriamo che una conoscenza sempre più diffusa dell'archivio dei possessori, dei contrassegni da essi riportati, faccia emergere qualche altro volume del medico italo-viennese e più in generale che la crescente attenzione rivolta ai segni di possesso incoraggi sempre di più la ricostruzione, almeno virtuale, di biblioteche private o di parti di esse. Grazie. Grazie dottor Cignoni di questo bellissimo contributo. Ecco, tutte queste storie che abbiamo ascoltato sono già contenute all'interno dell'archivio dei possessori, quindi questo credo debba invitare chi ci sta ascoltando, se non fa parte già della famiglia dell'archivio, a indagarlo ancora di più e a usufruirne. Io direi che però non possiamo chiudere questa presentazione senza ascoltare almeno una parola dalle due artefici dell'archivio, quindi io chiederei alle dottoresse Sciarra e Braides di venire qui per qualche parola. Prego.
Noi volevamo in realtà solamente ringraziare voi della vostra presenza, di coloro che hanno voluto parlare oggi, e Raffaele Duran, Sabrina Minuzzi, Signoni, Uliana, Livia Marcelli, Carla Lestani, e anche tutti coloro che sono presenti ad ascoltarci. E coloro che ci consultano ogni giorno, magari scrivendoci e proponendoci delle identificazioni, oppure utilizzando in maniera, tra virgolette, impropria l'archivio dei possessori per identificare un timbro di un libro rubato, di un timbro in esportazione, quindi utilizzandolo per i modi anche non previsti di cui ogni tanto veniamo a conoscenza. Grazie. Grazie a tutti. E speriamo che aumenterete il lettore in modo esponenziale. Grazie. Grazie di cuore a tutti. Bene, ringraziamo tutti i partecipanti. Questo ringraziamento da parte nostra, collettivo, nei confronti delle dottoresse Braille e Sciarra era doveroso, e speriamo di ritrovarci presto a celebrare nuove acquisizioni, nuovi progressi del nostro archivio dei possessori. Grazie a tutti per aver partecipato di nuovo.